Allora lì un contadino, no, una mattina ciapa e va in farmacia, no? Là le 4-5 persone che le aspetta in coda, lui cosa fa? Oh? E si gira a sinistra, svigna tutta la gente, si mette sul cantone del banco e vede la dottoressa lì a casa. Ah, scusi dottoressa, sono qua a memoria, scatola dei cordoni, da sì, scatola da 12, quello che ha. Lo chiama in parte, ascolta bel. Intanto si dice profilattici preservativi. Secondo sa da mettersi in coda, gallo capio, e non si dice a voce alta, tenete bene in mente, gatto capio? Ah, mi scusi. Dopo una settimana non arriva di nuovo ancora sto contadino dentro in farmacia, sempre che 4-5 persone solite, quei risette in mano, no? Lui cosa fa? Ciapa a sinistra, lì a casa, sul canton. Dottoressa, se ricorda, scatola dei cordoni, sì, è da 12, quello che ha, dai, quello che ha, roba buona, me daga. Ma allora ti si inseminio. Ti segno qua una settimana fa, tu dita che si dice profilattici, preservativi, a tu capio, mettilo bene in testa, e non serve che ti sia a voce alta, a tu capio che qualche gente, e te metti in coda come quei altri, a tu capio, sì o no? Mi scusi signor qua di premura di cosa, non mi veniva la parola di dirlo, ma ricordati la prossima volta e teniti in mente, scoccane, a tu capio, un fiato di quel che si dice. Dopo 10 giorni non torna ancora lì di nuovo sto contadino, che va in fianco al banco ancora di nuovo, la gente lì che aspetta, no? E tacca a pensare un fianco che viene da dire la parola, non si ricorda più quel che ha gadita, a un certo punto c'è per tirare le braghe, lo tira fuori, lo mette insieme alla tua, una tuta da lavoro per l'operaio.